Posso essere anche d'accordo che l'autostrada del mare, la via del mare non sia la scelta perfetta in assoluto, però io credo anche che l'ottimo sia il nemico del buono. L'ottimo, l'ideale quale sarebbe? Sarebbe quello di realizzare una strada che separa i flussi di traffico di Jesolo e di Cavallino, quindi una strada che vada sopra la laguna di Venezia. Pur comprendendo le motivazioni dei sindaci trevigiani contrari alla realizzazione della Via del Mare, la superstrada a pagamento sul tracciato della Treviso Mare, il sindaco di Jesolo ne vede anche le potenzialità. Il primo è anche di carattere ambientale, perché sfido di poter dire che una viabilità in cui, i mezzi stanno in coda per ore e ore e quindi contribuiscono in maniera importante all'emissione di inquinamento, sia meglio di una situazione di una strada raddoppiata e che quindi rende più agevole il flusso del traffico. Quindi questo penso sia già un dato, incontrovertibile. Non solo. La strada del mare non serve solamente un comune, non serve solamente Jesolo, ma serve anche Cavallino Treporti, quindi 13 milioni di presenze che circolano su queste strade. L'indotto generato da Jesolo non si limita solamente al confine geografico di Jesolo, ma crea benessere, crea lavoro, crea indotto anche per tutto l'artigianale, il manufatturiero, l'industriale che sta nell'entroterra. In realtà sulla necessità di sistemare la viabilità per il litorale e mettere in sicurezza la Treviso Mare non ci sono dubbi, ma da qui a costruire la superstrada a pedaggio c'è una bella differenza per i trevigiani che si dicono pronti a ricorrere al TAR. I dubbi poi riguardano anche l'introduzione del pedaggio. Capisco le colleghe e le loro criticità, i loro problemi, però mi permetto di dire che non si può neanche rimanere in questa situazione, perché rimanere in questa situazione vuol dire far implodere dei territori, per cui la soluzione da ricercare è una soluzione che deve essere assolutamente delicata e dobbiamo stare attenti come amministratori a tutti i livelli, però non possiamo assolutamente non trovare delle risposte.